It-tradizzjoni tal-pizza fil-familja Pawlini ta' Sqallija ilha tinteret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Iżda fortunatament tal-pajjiżna din issa rabbiet l-eruq f'Malta. Dan hekk kif Angelo stabbilixxa ruħu fi gżiritna fejn sab l-imħabba u fetaħ 4 ristoranti kif ukoll skola fejn wieħed jista' jitgħallem jagħmel il-pizza. Madankollu, Angelo jgħid li sfortunatament il-Maltin ftit li xejn għadhom ħadu din l-opportunità. Io voglio dare l'opportunità, cerco di avvicinare i maltesi, nonostante è molto difficile, però io sono un duro, ce la metterò tutta per avvicinarli a questo bellissimo mestiere. Iżda dawk li ssieħbu ma' din l-akkademja mhux biss qed jagħmlu isem għalihom imma wkoll għal pajjiżna hekk kif jikkompetu f'isem Malta fil-kompetizzjonijiet mondjali fejn ikollhom sfidi differenti. Classica, alternative senza glutine, Sua Maestà la Pizza, protagonista al 4º campionato mondiale della pizza bianca. Più di 300 i concorrenti provenienti oltre che dall'Italia anche da Spagna, Belgio, Macedonia, Albania, Ucraina e Malta. Minkejja l-kompetizzjoni ħarxa, is-suċċess għal din l-Akkademja Maltija tal-Pizza huwa wieħed rikorrenti sena wara l-oħra. 2 anni fa, 3 anni fa siamo arrivati primo nei mondiali a squadra, l'anno scorso siamo arrivati secondi nei mondiali a squadra e quest'anno il mio pizzaiolo è arrivato secondo nel campionato mondiale della pizza bianca fatto in Sicilia, organizzato con la scuola Italia Matta. Tutto in nome di Malta. Tutto in nome di Matta, sì. Noi lavoriamo solo per Matta. Dawn il-kompetizzjonijiet huma mill-aktar rinomati bl-aħħar edizzjoni tara kompetizzjoni bejn 300 parteċipant minn 36 pajjiż differenti.